Non vedendolo, non sentendolo al telefono mi hanno contattato e una volta arrivato lì in casa, insomma, mi sono trovato lo zio. Ancora sotto shock il nipote del cavalier Mario Ruoso, l'uomo che nelle scorse ore ha trovato il corpo dello zio all'interno dell'abitazione, riverso a terra in una pozza di sangue. Purtroppo ieri è stata una doccia fredda perché non era sicuramente giovanissimo, ma lo zio era in piena forma e nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, oltretutto con questa modalità. Un ritrovamento che lo ha segnato profondamente, soprattutto per le modalità violente con cui si è consumato l'omicidio. Insomma, sicuramente se Bu si apre, non è uno sicuramente che pensava di aver paura di qualcuno o qualcosa, quindi sì, una persona serena da quel lato lì. Un imprenditore, sai, 1000 aziende, il periodo non è dei migliori, sicuramente era pensieroso e tutto, ma non da chiudersi in casa e aver paura di qualcuno, insomma, quello no, sicuro. Quando hai delle imprese, dei dipendenti da molti anni, ci sono sicuramente, può esserci qualche screzio, qualche cosa, come in una qualsiasi azienda, quindi quello non penso sia quella la motivazione a un gesto così, sì, così esagerato, così folle. A rendere la vicenda ancora più difficile da comprendere è l'identità del presunto killer, Loriano Bedin, 67enne, residente a Tiezzo di Azzano X, una persona che da una vita frequentava la vittima ed era considerato un amico di famiglia. Una persona che Mario ha aiutato in tutti i modi possibili, quindi sarei incredulo se, se- se confermassero questa cosa. Per noi, insomma, non è un granché perché Mario purtroppo non c'è più, però perlomeno, insomma, dare giustizia a un gesto del genere ti lascia un po' più no tranquillo, ma almeno, insomma, sereno. Ma dopo una nottata in questura, ho visto il lavoro che fanno, sono super positivo, insomma, da quel punto di vista.